Per il TG Potta insomma a Brescia sul castello e dove che è una mostra di un pittore che l'amor du design fa galassace il suo quadro alla Fondazione Civiltà Bresciana che l'ha organizzata con Brescia Musei una mostra che è al Piccolo Miglio. Sono dentro la mostra di Bellodi e che sono autoritratti e i ritratti che il ha fatto. Il ha cominciato a pitturare piuttosto vecchia a 46 anni ed è stata un caso un po' della pittura bresciana perché era neanche fa i paesaggi, le nature morte, le robe realistico-naturalistiche come si dice, neanche le robe astratte, ma invece è stata un po' un pittura classificata come naif ma che il guia ha una sua carica e una sua collocazione ed era conosciuta anche fuori da Brescia. La mostra costituisce una riscoperta a 12 anni dalla scomparsa di un singolare pittore che a suo tempo costituì un caso non solo a Brescia ma anche fuori. Pittore ingenuo venne allora considerato, ma che si rivela narratore caustico, ironico, talvolta beffardo e irriverente, altre volte più segnato da un humor felliniano che cerca la verità entro i comportamenti quotidiani e i personaggi. Nato a Brescia ma di nobile famiglia modenese, tornò poi nella nostra città dove esordì e espose andando poi in varie città d'Italia. Fu militare in Russia e quindi lasciò anche delle opere con questi ricordi, ma le sue opere principali svariano su temi che vanno dalla musica alle cose un po' surreali, al fantastico, sempre con questa sua capacità di criticare e nello stesso tempo di narrare. Il palcoscenico della musica, spartiti di dubbi esistenziali. Anche in queste scene non si tratta di pura descrizione ma di narrazione di situazioni. C'è sempre un qualche cosa di malizioso, un po' diabolico, con la ricorrente figura di un diavolo tentatore che si manifesta con ripetute presenze. I dipinti si presentano come un viaggio tra le quotidiane situazioni e le fantasie ed incubi dei singoli e della società, con fantasmi alleggianti sulle persone, sui personaggi costruiti dalla sua mano e anche su un paesaggi con una grafia di particolari minuziosi, con un vivo senso del colore. È un'arte graffiante, spesso ironica, che guarda alle spocchie della società ben pensante borghese, ai dubbi esistenziali della vita che emergono nell'attenzione al palcoscenico della musica, dove i direttori d'orchestra e musici sentono il peso della prova che si traduce in momenti di tensioni, dubbi, tentazione. In alcuni quadri, in alcune composizioni, affronta direttamente il problema dell'inganno, della seduzione, sempre con quel diavoletto che spunta, che tenta, che cerca un po' l'erotismo, ma che cerca anche le situazioni così un po' piccanti, prese però con un'aria ingenua. Il tema del banchetto del convito è sempre affrontato da Bellodi con un spirito caustico che guarda con ironia e anche con sarcasmo a certe situazioni e sa anche descrivere comunque minutamente con una propria poesia di realtà e di segno incisivo e graffiante le situazioni dei conviti, talvolta che rappresentano anche una certa stanchezza, una certa
anche volgarità qualche volta di atteggiamento, ma sempre con un animo leggero e con un pennello molto elegante. Anche il discorso sulla nobiltà, sulla cavalleria a quale apparteneva è affrontato con una certa ironia, ma anche con senso di rievocazione e di capacità di disegno, che si vede anche quando affronta il tema delle vecchie botteghe che sono incorniciate alla antica e sono come delle icone che si presentano statiche come un manifesto antico. Tra i suoi temi favoriti sono le danze macabre e anche l'aleggiare di fantasmi che rappresenta dubbi esistenziali, situazioni psicologiche, drammi che incombono sulla umanità e che arrivano anche ad una certa capacità di rievocare fantasticamente, alcune volte con grandissima eleganza, le situazioni e evocando animali fantastici, animali molto che spaventano, ma nello stesso tempo che attraggono. La sua capacità di narratore si vede in questo quadro notturno in cui c'è una grafia molto precisa, una capacità di rievocazione fantastica e nello stesso tempo con particolari esatti che lo iscrive molto bene in quella sua capacità di narrare. Il suo spirito caustico e ironico affronta anche i temi esistenziali dell'uomo e affronta anche temi che vi sono vicini ad insegnamenti morali e religiosi, e con una capacità di sottolineare i difetti e le prospettive eccessivamente moderne della società di oggi, mentre recupera un senso etico dal passato e anche dalle situazioni che si presentano ogni giorno. Quindi il suo è anche un insegnamento etico-morale.